No, nessuna polemica, no. Tutto rientrato? Tutto rientrato. Allora è scoppiata la pace. Non è mai stata neanche fatta la guerra, onestamente. Delle luminarie. Era l'ordine del giorno. Non ha voluto rispondere Silvestre. È finito così l'incontro tra associazioni di commercianti di Treviso e l'assessore alle attività produttive Rosanna Vettoretti. Luminarie natalizie è un nuovo progetto per la città firmato Marco Goldin negli argomenti discussi, ma non una parola sul documento polemico con relative 140 firme protocollate a Casugana e a questo punto pare solo da Nicoletta Piovesan e l'associazione Veneto Imprese Unite, perché chi ha firmato delle altre associazioni lo avrebbe fatto solo a titolo personale. È che quando qualcuno da fuori ci mette la pezza, dopo nascono i disastri, in questo secondo me è la stampa. Beh, non è tutta colpa della stampa. Non è tutto, no, io dico che la stampa... C'è una lettera però. Io dico, certo che c'è una lettera, ma dovevamo discuterla in uffici privati. Che il chiarimento sia solo rimandato e con lo stesso peso polemico lo ribadisce Nicoletta Piovesan, a questo punto l'unica a contestare l'azione del Comune per il commercio. I nostri punti rimangono quelli, abbiamo bisogno di risposte sui parcheggi, abbiamo bisogno di risposte sulla programmazione degli eventi, soprattutto quelli sportivi, in maniera che la città non sia chiusa a causa di. Quindi se ci sono degli eventi sportivi, della cultura, quant'altro, dovrebbero essere a beneficio del commercio di Treviso e non creare degli ostacoli. Chiediamo che vengano organizzate e nel documento protocollato è stato chiesto anche questo. La sensazione è che alla fine la Presidente Piovesan sia rimasta da sola e con il cerino della polemica in mano, nonostante le firme protocollate fossero di quasi tutti i commercianti del centro e non solo. Il protocollo è stato fatto da Veneto Imprese Unite, in primis come associazione. Abbiamo tutti gli associati nostri e tutti i commercianti di Treviso, ma non solo, perché con molto stupore anche alcuni residenti hanno voluto condividere queste necessità che abbiamo portato a galla noi altri come esercenti. Ora si attende il prossimo round, Luminarie e Goldin a parte. Questi sono stati i temi, poi per il resto hanno detto che avremo aggiornamenti a breve, quindi confidiamo in questo.